con uno sfondo così, non potevo dirvi che benvenuti fratelli in un nuovo video. Oggi, veramente oggi, in questi giorni vi porteremo in posti, speriamo, assurdi. Larisina, Teo è presente, da Oscar è tutto, ci vediamo, seguite l'avventura di questi 4 giorni. Siamo al nord della Svizzera, più precisamente siamo a Schaffhausen, adesso andiamo a vedere le cascate del Reno e poi subito tra qualche oretta entreremo nella Foresta Nera. State con noi fratelli! Guarda che figata l'entrata. Draghi sotto. E Drago 2. Machine e non sbagli, Lari. Minchia, va già Teo come punta. Teo! No, io non so. Morte. Per tutti gli amici che non lo sanno, sono considerate le cascate del Niagara d'Europa. Sono le cascate più larghe, non più alte, ma le più larghe, le più piene d'acqua che ci sono in Europa. E ci stiamo avvicinando adesso verso un punto strategico per vederlo. Ci hai resistito, No, adesso la prendiamo. Neanche lui. Neanche Teo. Allora, dopo le cascate di Schaffhausen, finalmente siamo arrivati nella terra della Foresta Nera. Non so come sono i miei capelli, saranno un po' conci. Un po' siamo stanchi perché comunque partendo ieri da casa, dopo il lavoro, subito in volata. Niente, guardate già i paesaggi. Boom. Entriamo nella Foresta Nera adesso. Questa è una zona vicino a Triberg, diciamo che il trekking di domani. Allora, innanzitutto cercheremo domani di andare a vedere l'orologio cucù più grande del mondo, che dovrebbe essere in un paesino qui vicino, e poi andremo nei boschi di Triberg a fare un bellissimo trekking in mezzo a questa natura. Così, guardate, E adesso così. facciamo cucù noi. Cucù. So che è difficile da farvelo capire così, ma in queste zone, aspetta che mi tolgo il cappuccio, ma in queste zone, in queste foreste, i fratelli Grimm hanno pensato ad Hansel e Gretel, a Biancaneve e a tanti racconti che sono quasi spettrali. Foresta Nera perché? Perché la vegetazione, gli alberi sono talmente guardate, questo qua è un folletto, questi sono 2 folletti della foresta, li seguiamo per andare a vedere dove vanno. Folletto, ma dove stai andando, folletto? È saltato su con le zampe sporche. Comunque, perché Foresta Nera? Perché da quanto è intenso, mamma mia che aspetto, ma che roba, oh. Da quanto sono vicini gli alberi, i raggi del sole non filtrano, dunque rimane sempre tutto al buio e tutto nero. Raccontiamo cos'è. Esatto. Questo sì che è un piatto di patatine. Questo è un piatto di patatine. E non è spaghetti. Non sono spaghetti, cosa sono? No, è wurstel tagliati. Spaventato, te? Spaventato. Recuperato Lari oggi? Oggi andiamo a trovare scoiattole. Le scoiattole, cosa hai preso? Cosa hai preso? Guarda. E vai!
Allora fratellissimi, continua il nostro viaggio. Oggi ci siamo svegliati nel cuore della Foresta Nera, in uno dei cuori della Foresta Nera. Siamo a Triberg e adesso andiamo a vedere le famosissime cascate di Triberg all'interno di questo parco incredibile, bellissimo. Sentite già il rumore del fiume, siamo proprio a 2 passi dal paesino. Adesso vi faccio partire qualche immagine perché è spettacolare, veramente bello. Ieri sera addirittura abbiamo beccato anche il carnevale. Vediamo un attimino come sono i percorsi, ci hanno dato una mappa. Comunque penso che sia una camminata abbastanza leggera per andare a scoprire la zona, ma già il bosco è meraviglioso, bellissimo. Ok. Larissina dice che da dove parte questa cascata ha letto online, però ogni cascata che andiamo a visitare è sempre la più grande d'Europa. Comunque dovrebbe essere a lunghezza, infatti adesso faremo tutto il percorso, la più grande, più lunga giusto? La più alta d'Europa. Andiamo a vedere, sono tutte più alte d'Europa, anche il Cirque de Gavary. Vediamo. Per turismo molto alto. Esatto, basta dire alto. Cioè, a prescindere da tutto, guardate. Madonna mia. E non finiscono mai. Guardate anche quelli di qui. Un albero storico? Comunque abbiamo visto adesso con le fotografie di Google, altezza, non abbiamo capito se era alta, comunque 230 sono gli anni. E ha una circonferenza di 3,60 m. È un'altezza però di quant'è? Quant'è l'altezza? Io vado ad abbracciarlo. Vai a abbracciarlo, abbracciamo. Abbracciamo l'albero. Albero! Vieni a vivere. Sì, c'è un sacco di legno. Verrei proprio qua a vivere. A lavorare il legno. Potrei trovare un bel lavoro. Comunque fratellissimi, parco molto interessante. Purtroppo la sfortuna che abbiamo avuto è che ci sono tantissimi sentieri chiusi per via che rimane dentro una gola, è tutto ghiacciato, allora delle vie principali non sono accessibili. Comunque ci è piaciuto molto. Adesso andiamo a cercare questo mega orologio cucù, la casetta che dovrebbe essere qua 1 chilometrino circa, e dopo andiamo a vedere 4-5 negozietti perché Larissa vuole comprare l'orologio, eh? Cucù. Alla fine questo è il first bigger Chuco Clock, quello più grande, il primo che hanno fatto. Comunque ci è andata male, è chiuso. No, chiuso on Monday. Bellissimi, come potete vedere, eccola qui, adesso si vede dal davanti, però io volevo vederla dentro, c'erano tutti i meccanismi fighissimi. Beh, fa niente. L'importante è che qualcosa abbiamo visto, giusto? Questo matto. La cosa più assurda è che è lunedì e Friburgo è così. Fratelli, visita a Friburgo è andata benissimo, purtroppo le immagini della città e siamo riusciti a fare tantissimo perché comunque col carnevale c'era un casino incredibile. Però siamo venuti a un bel parchetto adesso vicino a dove abbiamo il furgone. Non ci facciamo mancare niente, praticamente è un vecchio cimitero che adesso nel corso della storia l'hanno adibito a parchetto. È troppo figo. Mi sa che di notte è un po' inquietante. Vabbè, forse qua ci sono personaggi famosi. Chissà, se magari c'è William Shakespeare. Qua, no, però era inglese William Shakespeare. Non c'entra niente. Non so come sono i miei capelli e la mia faccia, fratelli, ma sono le 7 del mattino. Sono in giro con quel disperato lì a fare un po' i suoi bisognini e adesso andiamo subito a svegliare la Lari. Comunque
sta veramente risultando uno di quei posti trekking, bicicletta, è proprio molto molto bello. Ne ho sentito parlare bene, ma se ami la natura, ragazzi, qui è fantastico, consigliatissimo, veramente consigliatissimo. Consiglio al volo se vi trovate in zona, se avete un'applicazione per far partire una traccia GPS. Questo qua, papà, quello basso. Se avete un'app per far partire una traccia GPS, guardate qua, diventa matto quando c'è l'erba con la muffa. Bam. Quello basso. Comunque se avete un'app per far partire una traccia di GPS, perché è veramente un bel casino, ci si disorienta in un secondo, assolutamente, cioè è veramente facilissimo disorientarsi. Io alla fine ho l'iPad all'interno del van dove c'è la rissa adesso, e nel caso dovessi perdermi trovo iPad e mi trovo la strada. Comunque è interessante perché se proprio tutte le strade sembrano tutte uguali, il bosco è super fitto, non ci si vede proprio niente. No, comunque stamattina la vista al risveglio è stata questa. Mania, distributore automatico di vista. Forte? Sì, fortissimo, con formaggio. Beh, comunque Fratellosissimi è tutta una regione da scoprire, è enorme. Finalmente sono riuscito anche a beccare un infopoint. Ho preso un po' di cartine, l'unico pacco è che non è meta turistica per italiani. Dunque tutte le informazioni sono tutte in inglese, in francese, in tedesco, in cinese. Abbiamo anche trovato, ma nulla di italiano. Però per noi fa niente, grazie a Dio. Qualche lingua la parliamo. E niente, adesso siamo in una nuova regione dove c'è questo lago qua. Adesso vi lascio qua sotto tutte le informazioni. E ci sono un po' di punti bella vista, un po' di robe carine. Siamo sempre nel bosco come lo ero prima stamattina, però sull'altro versante. Alla fine qua sono tutti boschi, montagne, boschi, prati a perdita d'occhio, case enormi, spettacolari. E vediamo un attimino, più che altro stiamo girando, questo giro stiamo facendo tutto a cerchio, senza andare a parte ieri Friburgo, senza andare nelle classiche città dove vanno tutti, perché ho cercato anche un po' di informazioni online e non ho trovato una cippa di niente, perché non lo visita nessuno, soprattutto quasi nessuno ha fatto trekking. Panchine col bella vista ne abbiamo sempre, strapieno, e adesso vediamo cosa ci racconterà anche questo bosco in questa giornata. L'obiettivo di questo giro era raggiungere, dovremmo essere quasi arrivati, a questa torre, perché qui ci sono un sacco di punti dove la gente va a cacciare, da quanto abbiamo letto sulle mappe giù, poi non vorrei aver sbagliato troppo le traduzioni, e un sacco di bird watching. Beh, imponente, non è proprio piccolina, sotto ancora più imponente. Boom! Teo sta risultando il numero 1, piano piano sta venendo su, sapete che lui le griglie le odia. Boom! Che spettacolo! Vai Super Teo! Grande mio ciccione! Spettacolo! Guardate come si vede da qui la torretta. Forte. Dopo questa uscita dal bosco nella foresta nera sono successe altre cose, ma ve le racconterò forse in un altro video, forse usciranno dei reel, degli short, vedremo un attimino. Comunque, rientrando indietro, venendo, non abbiamo fatto il Gottardo, ma siamo tornati dal San Bernardino, perché comunque oggi è il 22 di febbraio e esattamente, quasi esattamente un anno fa veniva a mancare Jack. E l'ultima foto che gli abbiamo fatto io e Lari, che loro è fatta su questo ponte qua. Allora siamo venuti qua per ricordarlo, perché è stata la sua ultima vallata. Questo è proprio stato l'ultimo posto che il Super Jack ha visto. Comunque, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, dai Bardellis è tutto. Come sempre vi vogliamo bene.
Ci vediamo. Mi è già ciulato un'altra volta il legno. Ci vediamo al prossimo video. Ciao fratelli, tante buonissime cose. Stateci soprattutto bene. E via, via, via. Verso nuovi lidi, nuovi orizzonti.